Mese di dicembre, e sì, ormai ci siamo arrivati. Il 10° mese dell'anno del calendario antico. Il nome etimologicamente è riconducibile alla parola december, decembris, che significa numero 10. Infatti nel nostro antico calendario era il 10° mese dell'anno. È il mese che di solito nei nostri pensieri immediatamente ci fa pensare al Natale. Ma perché? Perché in realtà il mese di dicembre è legato alla natività di Gesù e sappiamo quanta importanza abbia nel vissuto cristiano il mese di dicembre. La nascita di Gesù infatti vuole essere la vicinanza della figura di Cristo all'umanità, è un momento dedicato alla luce, alla salvezza degli uomini. In un significato invece più generico, il mese di dicembre può essere un periodo di luce dopo il periodo più lungo dell'anno, ed è il periodo più buio, molto probabilmente pensando anche alla data presumibilmente del 21 dicembre legata al solstizio d'inverno, quando cioè il Sole raggiunge il punto più basso rispetto all'equatore e la notte, quindi le tenebre, ha il periodo più lungo rispetto alle ore dedicate al Sole rispetto alle ore diurne, anche se in realtà la tradizione popolare vuole far pensare che la giornata più corta dell'anno sia la giornata del 13 dicembre, quella che invece tutti noi pensiamo come giornata dedicata a Santa Lucia, conosciuta ai più come protettrice della vista, protettrice dei nostri occhi, ma in realtà pensate è anche la protettrice degli elettricisti. E voi queste cose legate al mese di dicembre le conoscevate? Se sì, conoscete qualche altra curiosità legata alla figura di Santa Lucia? Se volete potete scriverle qui sotto nei nostri commenti.